Dico altre. Buona giornata, ben ritornati insieme, ci siamo lasciati ieri sera alle 11 alle 23, ci ritroviamo quest'oggi e naturalmente come promesso siamo in diretta per parlare di un argomento molto importante e molto interessante. Abbiamo in studio, quindi già capirete la portata della questione, da un lato Marco Nicolussi, presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto, psicoterapeuta, psicologo e psicoterapeuta, grazie di essere qui con noi, ben arrivato. Grazie a voi. E Giorgio Brogliati, che è medico di base, vicepresidente regionale dei Tribunali del Diritto del Malato, cittadinanza attiva. Grazie. Buongiorno. Anche a lei. Buongiorno. A grande richiesta, quindi abbiamo la fortuna anche di avere questo medico di base, perché tanti di voi hanno detto ma non abbiamo mai questo modo di capire come dovrebbero andare le cose. Noi quindi ampliamo la questione e parliamo dello psicologo di base. Chi è, chi dovrebbe essere, che ruolo potrebbe assumere, e vediamo concretamente, dopo aver parlato dei massimi sistemi, no, scherzavo, dopo aver parlato comunque a livello generale di quella che è la riforma della sanità nella regione del Veneto, come si va ad articolare, abbiamo parlato con i consiglieri regionali, con l'assessore, con i sindacati, eccetera, abbiamo cercato di svilupparla e capirla nei vari ambiti, vediamo poi sul territorio concretamente come si va a sviluppare e quali altre figure auspicate e auspicabili potrebbero entrare in gioco, quale potrebbe essere la loro valenza, la loro utilità per i cittadini, perché sostanzialmente ci troviamo ad essere cittadini che hanno dei problemi, che possono avere delle emergenze e poi sempre più anziani, e questa è un'altra realtà, o con difficoltà che con il tempo cambiano. Per esempio l'aspetto relativo alle nostre problematiche di carattere psicologico può emergere in realtà di un certo tipo anziché in un altro. Quando c'è benessere certe cose sono meno importanti, quando incominciano le situazioni a peggiorare abbiamo visto che diventano determinanti e un supporto può essere rilevante, vero dottore? Certo che sì. Come lei ha detto, il piano sociosanitario che la Regione Veneto ha recentemente posto in approvazione dopo più di 15 anni dal precedente ha preso in considerazione appunto la declinazione sul territorio, ma anche la sperimentazione dell'approccio biopsicosociale, ovvero non solo l'intervento biomedico ma anche l'intervento psicologico e sociale, ovvero ha preso quindi in considerazione questi aspetti, in considerazione quindi attività di sperimentazione che sono quelle che noi ad esempio stiamo cercando di porre in essere. Lei dice delle cose importanti e fondamentali, intese nel senso che laddove c'è una situazione di difficoltà, di mancanza di salute fisica, il supporto psicologico può essere importante e talora determinante, ma anche in una situazione prima, nel senso che le evidenze scientifiche dimostrano che il 50% delle persone che si rivolgono al medico di base non hanno problematiche solo biomediche, ma problematiche psicosocio-relazionali, collegate anche a una serie di aspetti. Io cito spesso un esempio di questo tipo: un imprenditore in crisi che non riesce a dormire la notte perché ha le preoccupazioni della sua azienda, dei dipendenti che non riesce a pagargli lo stipendio, delle commesse che non riesce a ricevere il denaro o quant'altro, va dal medico di base. Il medico di base che cosa gli dà? Gli darà un sonnifero, gli darà un ansiolitico, qualcosa che riterrà opportuno e consono, quando invece le problematiche sottostanti sono di altro genere, di carattere psicosocio-relazionale. Ecco, tra l'altro anche il fatto stesso, io accennavo il discorso anche anziani perché non è di secondo grado, molti anziani che vanno dal medico di base afferiscono queste strutture in coda e quant'altro, cioè diventa quasi un momento di ritrovo e molte volte magari mi dirà anche lei, pseudopatologie, insomma non cose rilevanti, però l'essere osservati, dialogare con il medico di base diventa il toccasana della situazione. A questo punto invece che andare dal medico di base, andare prima da uno psicologo oppure avere la possibilità di avere un contatto periodico con chi può dare un supporto proprio psicologico, forse aiuta molto di più che non dover ricorrere poi a farmaci che possono essere di altro genere magari. Su questo c'è un'attività di sperimentazione in corso già dal 1998 a Roma e a Orvieto, dove invece si prevede quella che impropriamente è definita la figura dello psicologo di base, dove lo psicologo è insieme al medico e non è solo su invio, c'è una copresenza del medico insieme allo psicologo che un giorno fisso della settimana, previa informazione agli utenti eccetera, segue le diverse persone che si presentano al medico di base. Allora, e su questo aspetto volevo dire anche questo: noi medici di famiglia ovviamente siamo oberati di lavoro,
perché lei sa che spesso il medico di famiglia ha circa 1500 pazienti, la media è sui 1200, quindi gestire 1200 pazienti può essere estremamente importante, anche aggrava di molto il nostro tempo. Quindi il tempo è l'elemento fondamentale in cui noi dobbiamo essere veloci nel dare i discorsi, la diagnosi, eccetera, eccetera, però poi spesso la parte psicologica di una persona viene messa un po' in disparte perché materialmente non c'è il tempo di poter dialogare con più precisione. E quindi è fondamentale che nell'attività del medico di famiglia ci sia anche il supporto, l'aiuto di un psicologo di famiglia. Io le faccio un'esperienza brevissima che è questa, e sono un tutor che abilita i giovani medici all'esame di Stato, per cui nel mio studio afferiscono persone che sono laureate ma devono ancora fare l'abilitazione. Recentemente è venuto da me un ragazzo che adesso è entrato in specialità di psichiatria, e quindi io e lui insieme per un mese, lui era con me e visitavamo insieme i pazienti, e lui per la forma mentis che aveva rompeva la cristallizzazione del rapporto che si era creato tra me e quel paziente, perché dava un altro approccio, e di conseguenza il paziente si trovava improvvisamente la possibilità di parlare, di dialogare su tematiche che con me non ne parlava, ma perché ormai quel rapporto si era cristallizzato in certe forme. Quindi ecco che... le ha un po' questa cosa qua, le ha scardinato un sistema che era di vuol dire, scardinare nel senso positivo, nel senso positivo, perché senso, le ha fatto nascere. Nel senso che queste persone e il psicologo ha questa opportunità di integrarsi in questo nostro lavoro e quindi dare quel supporto che non è solamente l'ansiolitico, il sedativo, l'antidepressivo, ma è qualcosa di più, e cioè fare in modo che questa persona possa in qualche modo arrivare ad avere una sua felicità interiore, perché poi tutti noi alla fine desideriamo solamente star bene con noi stessi, essere a posto e tendere alla nostra felicità. Assolutamente. Ecco, per la sua esperienza, che ormai è anche consolidata in tantissime tipologie di problematiche, io dico psicosociali, perché poi c'è sempre la componente sociale. Quali secondo lei sono le più frequenti che in questo abbinamento potrebbero veramente risolvere certi problemi o evitare poi problemi degenerativi ulteriori? Citando sommariamente dico senza dubbio la solitudine dell'anziano, senza dubbio la crisi economica e le ripercussioni psicologiche, senza dubbio la fase dell'adolescenza, e aggiungo anche la difficoltà di coppia o di famiglia. Dove appunto potrebbe esserci una frequentazione del medico con lo psicologo di base alla luce di questi problemi che magari uno non andrebbe neanche ad affrontare in altre situazioni. Che non andrebbe ad affrontare perché esiste purtroppo ancora una questione di stigma collegata alla funzione dello psicologo. Un attimo solo, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Sono Daniele, chiamo da Castelfranco, provincia di Treviso. Prego, dica tutto. Allora, mi dico il mio pensiero, no? Sì. Senza offendere nessuno, con rispetto per tutti. Allora, il mio pensiero del mio cuore. Allora, innanzitutto saluto tutti gli anziani che hanno fatto anche quinta elementare, però penso che di psicologia che ne sappia un pochino e di esperienza. Detto questo qua, la mia domanda che voglio fare in studio, dal mio cuore che mi viene fuori... Dica la domanda. Ecco. Mi farebbe piacere, visto che abbiamo persone che mandano avanti il paese, che mandano avanti il mondo, che mi fanno le leggi, mi farebbe piacere fare un bel TSO. Non so se sapete cos'è il TSO. Ma dica, faccia tutta la domanda, dai. Ecco, perché fare con questo esame, anche chi rappresenta il popolo, i cittadini, sarebbe molto importante, perché penso che ci siano cittadini, contadini, gente che non ha studiato, che forse ha qualcosa da insegnare, e dopo il vero psicologo di Dio, senza ombra di dubbio. Vi saluto e grazie allora. Grazie del suo intervento. Prego. Sì, la pratica del TSO è una pratica che fa lo psichiatra, laddove si definisce
che la persona può rappresentare un grave pericolo per se stesso e per gli altri, e lo psichiatra, in accordo con gli ufficiali, pubblici ufficiali, valuta insomma un ricovero o trattamento sanitario obbligatorio. Non risolverebbe il problema del nostro paese questo esame. Ecco, risposto. Sì. Esatto. Sì. E poi guardi, il TSO a volte lo si fa in casi eccezionali per cercare quantomeno che questa persona non faccia del male agli altri e a se stessa. Certo. Però il TSO ha qualcosa di violento, e io ne ho fatti alcuni TSO, ma nel senso che non ho mai arrivato a scrivere materialmente TSO, cioè lei sa che ci vuole la doppia firma di 2 medici più l'autorizzazione del sindaco che dà la possibilità alla forza dell'ordine di prendere queste persone e portarle nella struttura protetta. Tutte le volte che io sono stato chiamato per i miei pazienti che avevano questi problemi, ho cercato sempre di arrivarci a portarli in ospedale senza utilizzare la forza. E quindi facendo in modo di non utilizzare ancora violenza su sicuramente una violenza che queste persone hanno subito. E questo vuol dire che bisogna avere tempo, starla anche 2, 3, 4, 5 ore con questa persona, parlargli, dialogare, capire se questa persona ha creato un trasogno con te e quindi attraverso questo trasogno permettergli poi di portarlo presso la struttura protetta senza l'autoambulanza, i carabinieri, eccetera, eccetera. Quindi, ecco. Capisco la domanda fatta che riguarda un'altra problematica, ma io prendo spunto da questo per dire che per esempio noi medici famiglia in questo periodo abbiamo fatto corsi di informatica per imparare a come mandare il certificato di malattia telematica, e quindi abbiamo perso molto della nostra professionalità dal punto di vista medico per fare invece l'informatico. E quindi lei pensi, vabbè, adesso riusciamo a fare il certificato telematico, ma è una cosa che riguarda la nostra professionalità o è un qualcosa che riguardava probabilmente un problema di informatica? E di conseguenza quel tempo che dedichiamo a imparare bene il computer per fare queste cose lo perdiamo nel cercare invece di essere propositivi e risolutivi su queste tematiche. Certo. Sì. No, volevo passare la parola per andiamo prima in pubblicità, in modo che può anche approfondire questo discorso. Pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi. Eccoci qua, abbiamo una telespettatrice in linea, Sandra se non sbaglio, vero? Pronto? Sì, buongiorno, volevo chiedere se ai psicologi. Io sono una donna che ha quasi 70 anni e sento che ho 3 figli, il più grande ne ha 45, 40 e 23. Però io sento, ma non sono sensibili con la mamma, sì, sono vedova, ma sento che per loro, e questo io non lo ritengo, per loro è normale, per me non è normale che loro pensino che quando io non avrò più le forze dovrò andare in un pensionato. E sento proprio quasi non dico indifferenza, ma quasi un dovere per loro, che io dovrò sistemarmi lì. E io questo mi fa sento che per me dà una grande sofferenza, perché io vorrei morire nella mia casa. E questo, guardate, lo sento molto. Cambia tutto, dopo i 60 anni, 65 cambia tutto, pensi tutto diversamente, senti che ormai tutto ti è regalato, la vita ti è ormai un regalo, perché insomma, però mi dispiace proprio perché sono bravi ragazzi, buoni ragazzi, per la mamma sa, però questa quasi indifferenza, e io non metterei mai mia madre in un pensionato. Chiarissimo, buongiorno. Signora. Grazie signora Sandra. Sì. Forse è un problema che questo si aggancia a tante altre dinamiche analoghe di molte persone. Certamente sì, intanto dico che la signora è riuscita ad esprimere il suo pensiero in maniera molto profonda, effettivamente corrisponde anche al pensiero che noi psicologi abbiamo, ovvero laddove possibile, ma sono sicuro anche moltissimi medici
di famiglia o meno, e laddove è possibile la persona deve continuare a vivere a casa sua fino a quando la cosa non è più possibile da portare avanti. La signora mi sembra di sentire che comunque è in salute e le auguro di continuare a stare a casa per moltissimi anni. Per quanto riguarda i figli, vi sarebbe la necessità, il dovere di sensibilizzare i nostri figli o i coetanei nostri su quanto è fondamentale che le persone vivano in casa loro, se non altro perché è una cosa che un domani toccherà anche a noi, per cui è importante riuscire a comprendere che una persona può vivere meglio in una situazione familiare, quindi nella sua famiglia, e anziché in una più costretta in una casa di riposo. Certo, però se c'è una salute fisica, perché laddove questa manca allora vi è anche la necessità di avere una serie di supporti, ma il piano sociosanitario prevede uno spostamento sul territorio anche in questi termini, nel senso un maggior supporto e sostegno agli anziani. Sì, ecco, sì. Infatti questo fa parte delle novità del piano sociosanitario. Sì, concordo con il fatto che noi medici famiglia dobbiamo essere protagonisti del territorio e quindi anche protagonisti nel senso di essere quelle persone che cercano di superare questi aspetti e dal punto di vista sanitario fare in modo che la persona resti a casa il più possibile, e cioè è comodo ma costoso il ricovero, è molto più importante ma anche più difficile riuscire a fare in modo che queste persone restino a domicilio, vengano curate. Vi sono una quantità adesso di strutture sul territorio, di infermieri e altre persone preposte per queste cose, per cui queste persone devono restare a casa. Tra l'altro vi è anche nella parte dell'US15 una terapia palliativa, terapia per persone terminali, che si cerca di farla a domicilio e quindi di portare la persona anche a morire nel proprio letto, nella propria abitazione. Lo so, ma l'US15 abbiamo scoperto che è un'US particolarmente virtuosa e che non rispecchia tutte le US del territorio. Forse la signora, non so se fosse di Padova o meno, comunque dove non avviene assolutamente questo. Un attimo solo che c'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno, io sono... Sì? Sì, pronto, buongiorno, sì. Io sono Roberta. Da dove chiama? Da Padova. Sì. Allora, io sto seguendo con grande interesse questa trasmissione perché mi interessa proprio che c'è il psicologo e anche il medico. Allora, io purtroppo vengo da una situazione molto grave, nel senso che ho avuto la mancanza della mamma e la mancanza del figlio subito dopo, di un figlio di 34 anni, morto di un tumore, e perciò ho fatto un calvario che non vi dico. L'ho portato fino alla fine dei suoi ultimi respiri. Mi sono dovuta portare un psicologo perché per me c'era solo il pensiero della morte. Volevo farla finita, non volevo più vivere, anche se ho un altro figlio e ho un marito. Mi sono trovata sola, basta, non credevo più a niente, né alla fede né a niente, ce l'avevo su con i medici, con tutto. L'aiuto della psicologa mi è stato validissimo perché ho avuto diversi incontri, non è stata una cosa semplice, sono andata spesso, è riuscita a tirarmi fuori da questo mio modo di pensare, di volere fare la fine, ecco, di morire. E però vi dico, poi è subentrata la crisi familiare, perché naturalmente è cominciata a esserci delle incomprensioni tra marito e moglie. Quando ci doveva essere più l'unione, può subentrare appunto anche questo. Io mi sono chiusa in me stesso, ho imparato a vedere la vita in un certo aspetto e diciamo ho imparato mio figlio, la morte sua e quello che mi ha lasciato scritto, ho rispettato e vedevo tutto sotto un'altra piattaforma. Naturalmente ho portato in crisi la famiglia, soprattutto mio marito, perché mio figlio vive già, l'altro figlio vive già per conto suo. Sì. Cosa succede? Il medico di base decide di mandarmi nei consultori familiari. Allora andiamo su uno, non va bene, andiamo sul secondo, non riusciamo a capirci. Al terzo il mio medico ci manda all'ufficio di igiene mentale al parco dei figli, dal professor Stivanello. Vi dico anche il nome perché non ho niente da nascondere. Cosa ci succede? Mi sembrava di essere alla corrida, perché si mette davanti a uno specchio, lì dietro c'è un'equipe di psicologi che io non li ho neanche visti in faccia, ok? E incominciamo botta e risposta, ci fa gli interrogatori, non ci dà neanche tempo di pensarci e di riflettere, ok?
Ma allora io mi ho detto, a un certo punto, ogni volta che andavamo all'incontro venivamo fuori ancora peggio di prima. Allora andavamo dentro che ci parlavamo, uscivamo che eravamo già in litigio. Al terzo incontro cosa ho fatto? Io ho detto a un certo punto non è per me, perché se io devo venire non mi dai tempo di riflettere e di poterti parlare e avere queste equipe di dietro, addirittura con la telecamera, che ti inquadravano con la telecamera, no? Sembrava di essere proprio in televisione, no? E a un certo punto, la terza volta che ci vado, le dico al medico che sa qual è stata la conclusione, dottore? Ha detto, se non andate d'accordo dividetevi, ognuno vada per la propria strada. Ah, a me piace. Allora io dico, da un buco, che cerchiamo di chiuderlo e di vedere se si può elaborare e collaborare, mi dici di aprirne un altro di più? Cosa succede con la separazione, avendo anche un altro figlio che può soffrire? Certo, chiarissimo. Si conclude tutto. Allora, io al terzo incontro sono andata, lui era convinto che io mi fermassi all'incontro e ho detto a mio marito, guarda, tu se vuoi rimani pure. Io ho detto, prima parlo al medico e le dico quello che penso di lui e poi io qui dentro non ci vengo più, perché qui ho detto, io non sono una malata mentale, un'alcolizzata, una zombie, una piena di farmaci. So è chiarissimo, che cosa devo chiarire, devo portare fuori da quello che avevo dentro di me, io e mio marito. E al psicologo direttamente glielo deve in faccia, tutte. Ecco. Deve chiedere qualcosa? Per quello io l'ho salutato, sono venuta via, mio marito è venuto via anche lui, perché poi mi ha detto a questo punto andate. Quando ha sentito che io ho detto lei non mi fa neanche vedere, ho detto alle persone che ci sono di dietro, che stanno ascoltando, tra le quali è chiarissimo, signora. Deve fare, perché sta troppi minuti a disposizione, non abbiamo tempo di rispondere. Però voglio finire un attimo la risposta. Poi sono andata dal mio medico di base e gli ho detto così al mio medico di base, l'ho colpevolizzato anche lui, perché ho detto prima di mandarmi all'ufficio di igiene mentale lei deve vedere i suoi pazienti che ha qui in ambulatorio da tanti anni e la situazione che lei ha gestito anche con mio figlio, perché l'ha portato anche lui fino alla fine della malattia. Se noi eravamo in caso di andare in quel consultorio familiare lì, ha capito? Allora adesso io mi trovo, sono in crisi di nuovo, perché ho di nuovo un altro, rigetto che vorrei farla finita. Allora in questo momento mi trovo di appoggiarmi di nuovo dal psicologo, perché mi sento sola, mi sento di nuovo depressa, ancora giù. Evidentemente ho bisogno ancora di un aiuto, di un supporto. Adesso chiedo al medico, al psicologo che è lì presente, secondo lui che cosa ne può pensare, cosa mi può dire di questa situazione. Chiarissima signora, grazie. Vediamo subito di darle una risposta. Ecco, qui ci troviamo davanti a una situazione ben chiara, in cui però anche il medico di base avrebbe un ruolo importantissimo, invece purtroppo ritorniamo nel filone dell'insoddisfazione di quello che fa il medico di base. Prima magari la risposta a lei, dopo il supporto. Intanto colgo che la signora ha una presenza, un'assertività, che questo già di per sé è una risorsa per riuscire ad affrontare e a risolvere il problema. L'ha già risolto positivamente una volta con una psicologa, le suggerisco di rivolgersi a questa psicologa, che ovviamente ci sarà un percorso, e di mettere da parte quello che invece di attività ed esperienza ha avuto non è stata positiva. Quindi è fisiologico, normale che di fronte a un trauma, un lutto così importante come quello che ha subito la signora ci sia una situazione di abbassamento significativo dell'umore. Ha trovato questa psicologa che funziona, è efficiente ed efficace per la signora, le suggerisco di rivolgersi, di mettere da parte invece le situazioni che non sono state per lei Come è lecito un intervento tipo Villa dei Tigli della situazione, che normalmente è ritenuto per situazioni praticamente gravi, che venga consigliato a persone che hanno questo tipo di problematica? Non mi risulta che Villa dei Tigli faccia di queste cose qui, però se la signora dice io non sono a conoscenza di cose di questo tipo, mentre sono a conoscenza di un professionista che è il dottor Stivanello, che lui essendo uno psicoterapeuta sistemico, lui utilizza previo consenso informato, scritto, delle persone il sistema dello specchio, della telecamera, però gli si chiede prima alle persone forse le persone in quel momento non capiscono cosa vuol dire consenso informato, dice deve firmare qui, non vanno a leggere tutto, anche questo è un discorso. Sì, tipo bisognerebbe fare un approfondimento più specifico, però non è questo il contesto per poterlo fare. Suggerisco, ripeto, alla signora di continuare a rivolgersi dove ha trovato una risposta positiva. E qui tutto il nodo del problema a questo punto. E soprattutto ovviamente c'è una sofferenza che è inimmaginabile ed è grandissima, perché la morte di un figlio poi insomma è qualcosa che
sicuramente cambia la vita di una persona, ci possono essere tutti i tentativi, ma una sofferenza ci sarà. È importante questa sofferenza, la signora, che comunque la vedo anche di una certa energia, trovi questa energia e la utilizzi magari in altre forme attraverso le quali riveda nell'aiutare altre persone il suo figlio che è deceduto, e quindi trasformi quel senso di forza interiore, di energia, di suicidio che la signora ha pensato di fare, in una forza vitale attraverso la quale fa rivivere il figlio nell'aiuto verso le altre persone. C'è volontariato magari. Sì, a me capita di queste situazioni in cui c'è questa sofferenza da lutto, sofferenza da grande dolore, da situazioni estremamente estreme. Anche perché forse uno, sentendosi impegnato in qualcosa di estremamente utile, può colmare dei vuoti che si vengono a creare, momenti in cui uno si immerge nei pensieri che fanno male. Sì, e soprattutto quei pensieri lì pensano anche le altre persone che sono trovate in quella situazione, e quindi questa persona potrebbe essere un autoaiuto a se stessa, ma anche l'altra persona che si trova o si troveranno in quelle condizioni. Quindi io credo che sia fondamentale la nostra capacità di entrambi di aiutarli in contesti diversi, ma riportarli su una via nella quale lei trovi quelle sensazioni, quelle emozioni e quello stimoli che gli permettono di apprezzare ancora quel periodo della vita che lei ha diritto di avere. Però il consiglio del medico, lei ha dato dei supporti molto importanti, anche un suggerimento pratico che può sembrare banale, che non è banale perché può essere veramente risolutivo. Associazioni di volontariato ce ne sono tantissime, per cui gli basta andare anche nella parrocchia, eccetera, un'occupazione si trova anche con l'AVO, gli ospedalieri, e quindi si può trovare qualsiasi cosa. Però il medico di base della signora ha sbagliato, cioè si è comportato in modo... Guardi che però prima di dire ha sbagliato o non ha sbagliato, noi sentiamo una voce, vorrei sentire tutte le altre voci, per cui se vogliamo entrare nel caso concreto ci entriamo, ma però con elementi proprio oggettivi. Sì, senza dubbio. Quindi così dire adesso che questa è andata al centro mentale, adesso non so anche... No, ma forse la signora si è rivolta anche a noi in trasmissione, perché ha detto il mio medico, sono stata soddisfatta della psicologa, il mio medico non mi ha soddisfatto perché mi ha fatto fare cose che non erano congrue per il mio sentire, certo. Quindi per lei ha sbagliato. Mentre ha detto ha avuto ragione questa, qui vedo due professionisti che si propongono insieme, perché anche il titolo è emblematico, psicologo di base, certo. E quindi dice ancor più forse nella mia situazione è evidente che sarebbe stato necessario, certo. Uno psicologo, un medico di base supportato da un professionista con certe competenze, certo. Onde evitare poi, oppure consapevole dell'iter che la famiglia ha affrontato, sì. Avrebbe potuto anche supportarlo. No? Sì, noi volevamo aggiungere su questa cosa che le attività fatte insieme, quindi medico e psicologo, nel fare gli interventi con le persone che al medico di famiglia si rivolgono, dimostrano l'efficacia e l'efficienza anche con una serie di attività che portano a un notevole e significativo risparmio al servizio sanitario, cioè una minor prescrizione di farmaci, una minor prescrizione di indagini strumentali, di analisi di laboratorio e di visite specialistiche. Perché laddove non si riesce a comprendere il problema, che come ho detto è biopsicosociale, quindi è psicologico, sociale e relazionale, emotivo, di vissuto o quant'altro, si riesce anche a intercettare la possibile e importante risposta che si può dare alla persona, che non è solo una risposta di indagine strumentale, eccetera. E soprattutto capire queste situazioni, noi vorremmo fare proprio un passo in anticipo su queste situazioni, cioè dire io e il psicologo ci mettiamo a valutare situazioni che potranno peggiorare nel tempo, e quindi abbiamo quel filtro che permette subito di intervenire e di modificare quei comportamenti, quelle relazioni che poi saranno patologiche nel tempo, e quindi certo. Questo è l'aspetto fondamentale. Infatti, esatto, potranno quindi andare in prevenzione, in supporto preventivo, che è importantissimo. Se avete altre domande da porre, approfittatene dei pochi minuti che ci restano, noi siamo in pubblicità adesso. Allora, lavorare in collaborazione tra psicologo e medico di base sarebbe fondamentale, poi vediamo anche strutturalmente se sarà una cosa attuabile oppure no. Poi immagino già l'obiezione di tanti telespettatori possono dire ma mi costerà qualche cosa, andrà a gravare dal punto di vista economico, perché poi c'è sempre gli altri aspetti della medaglia, altre facce della medaglia. Neuropsichiatria infantile, no adulta, i bimbi insegnano, basta ascoltare.
Vabbè, il discorso di neuropsichiatria infantile è un altro aspetto, magari può anche spiegarlo lei tra poco. Volevo chiedere, lei ha preparato anche un questionario, no? Sì, per cercare di entrare meglio nelle dinamiche. Questo progetto di integrazione tra medico e paziente è partito nell'UTAP di Carmignano, anche grazie soprattutto alla parte anche economica del comune di Carmignano, che si è speso per questa iniziativa. Proprio all'inizio di questo progetto ho somministrato ad alcuni miei pazienti un questionario semplicissimo in cui c'era solo una domanda: saresti favorevole che si organizzi in ambulatorio col tuo medico di famiglia, uno affiancato con un psicologo? Quindi una roba semplicissima. Hanno risposto al questionario 74 persone, i sì sono stati 72, addirittura. I no 1 e uno ha scritto non so. Li ho divisi tra maschi e femmine, i maschi sono stati 36, le femmine 38. L'età media di questo questionario è stata di circa 46 anni e giovani. Per quanto riguarda il lavoro, circa la maggior parte avevano un lavoro dipendente, mentre per quanto riguarda la scolarità hanno richiesto questa disponibilità, questa attenzione, chi ha una scolarità inferiore. Quindi terza media. Questo è interessante senza dubbio. E conseguentemente, visto che lei è il Presidente dell'Ordine, a che cosa si dovrebbe addivenire e che cosa si attuerà e in che termini? Quindi cosa ci si prospetta? Un altro messaggio: con le condizioni attuali di perdita di lavoro, soldi che evaporano in tasse e costi della vita in aumento, ce ne saranno sempre di più di depressi o peggio. Sì, posso già, cercando di rispondere a questo, purtroppo le stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità danno che nei prossimi anni, a breve, una delle cause più importanti di assenza dall'ambiente di lavoro sarà proprio la depressione. Se aggiungiamo anche la crisi economica in corso e la conseguente abbassamento dell'umore, lo stato depressivo per la perdita di lavoro, quindi delle molte persone non potranno neanche rivolgersi allo psicologo, perché ovviamente devi tagliare e quindi... È per quello che secondo me dovrebbe essere un servizio che garantisce la sanità pubblica, però quello che siamo andati a prospettare prima e che vogliamo dimostrare con efficienza ed efficacia, con prove scientifiche alla mano, è il risparmio economico della presenza e della copresenza negli studi dei medici di medicina generale, ma anche in farmacia, perché ci sono anche una serie di attività di sperimentazione che comprovano quanto sia importante la presenza dello psicologo anche nella farmacia. Certo. E allora, sei pazzo, pensi sei pazzo, ti chiudo... ecco un po' questo sostanzialmente. Molte persone però associano ancora la figura dello psicologo a delle patologie e questa forse è anche lo stigma, cioè il fatto di essere stigmatizzati nel fatto questo sei... voglio dirle questo, no? Recentemente ha visto che ci sono delle persone che ammettono tranquillamente la loro omosessualità. Pensiamo che 20 anni fa una persona che ammetteva pubblicamente l'omosessualità era qualcosa di inimmaginabile. Ho visto l'altro giorno l'attrice Jodie Foster che appunto ha ammesso questa sua outing. No, che poi outing non dovrebbe anche esserci outing, perché dovrebbe essere una cosa ormai... Quindi adesso, dopo 20 anni di cultura, è un dato che non tocca minimamente. Per dire che anche andare dal psicologo o dal psichiatra deve essere qualcosa in cui lei va dal commercialista per la parte delle tasse, va dal commercialista per la parte delle tasse, va dal psicologo perché ha un problema, va dal psichiatra per un altro problema, va dal medico di famiglia. È un qualcosa che fa parte della normalità delle cose. Mentre negli Stati Uniti è normale, assolutamente frequente, qui invece non c'è, ci sono ancora dei tabù. Con la crisi aumentano seriamente l'aggressività anche della gente, basta guardare come guidano in strada con una cattiveria e prepotenza da criminali. Ecco, anche questo dell'aggressività che si esprime nei rapporti con gli altri dovrebbe essere valutata attentamente. Certo che sì, vi sarebbe la necessità di intervenire, ma proprio per quanto è stato detto in merito allo stigma, la persona ha difficoltà a rivolgersi allo psicologo e soprattutto gli psicologi non sono presenti in maniera così importante e capillare sul territorio come sono i medici di base, per cui va da sé che il medico non è in grado e non ha la possibilità tecnico-operativa di intervenire, per cui non si riesce a fare questa attività. Ma allora questa introduzione del psicologo di base è un'utopia, una realtà? Lei accennava che è prevista dal piano sociosanitario. È prevista una sperimentazione. Una sperimentazione con oneri a carico di...
La sperimentazione, mi auguro che gli oneri possano essere a carico del servizio sanitario. Su questo avevo avuto modo come Presidente dell'Ordine di parlare già a suo tempo con l'assessore alla sanità. È anche vero che noi come Ordine stiamo cercando di trovare dei finanziamenti. Io personalmente come professionista psicologo e psicoterapeuta ad esempio ho attivato attraverso internet una sottoscrizione online della ricerca di finanziamenti ad esempio dall'ente di previdenza degli psicologi. L'importante è trovare chi finanzia il progetto e una volta che si trova i finanziamenti si mette in atto, si dimostra, ma di questo ne siamo certi, però dobbiamo fare il passaggio doveroso di dimostrazione scientifica del funzionamento, dell'efficacia, dell'efficienza e del risparmio al servizio sanitario. Su quello che ho detto, indagini strumentali, prescrizione di farmaci, eccetera. Quindi dovrebbe essere comunque a livello sperimentale introdotto da quando questa figura? Affiancata? Se fosse possibile da subito, ma fino a che non si dimostra scientificamente la validità. Quindi bisogna ancora Noi stiamo già facendo, allora esistono queste sperimentazioni già dal 1998 sul Lazio e sull'Umbria, ma dimostrano qualitativamente, ma non statisticamente, quindi significativamente, quantitativamente, quanto funzionano. L'esperienza che stiamo facendo su Carmignano era nata con una serie di presupposti, abbiamo trovato un clima dell'UTAP di Carmignano con il dottor Brogliati, la dottoressa Procidano, di una grandissima disponibilità, ma ci siamo trovati ad esempio che erano tantissime le persone che chiedevano un intervento, per cui stiamo facendo ancora adesso, stiamo cercando di dare una possibile risposta alle persone e non stiamo ancora facendo una raccolta quantitativa dei dati. Assolutamente. Dottore? Sì, perché questo è il problema fondamentale, che nel momento stesso, cioè quando viene da me un paziente, io percepisco le sue problematiche psicologiche, a volte si ha difficoltà poi di trovare una strada per dare le risposte. Il tentativo di fare questa sperimentazione vuole essere di creare una strada praticamente standardizzata su questi aspetti, cioè dire, hai un problema, so qual è il percorso che ti consiglio di fare, attraverso il quale tu potrai trovare delle risposte, ma se queste risposte non ci sono, io mi fermo, non ho altre possibilità, posso dargli un aiuto psicologico finché vuole, ma finisce là. E tieni presente che 1500 pazienti non mi permettono sicuramente di bravissimo, questo è un altro aspetto, e neanche di intervenire a rotazione come è stato previsto, come dovrebbe anche essere per il nuovo piano sociosanitario. Però a riuscire a fare queste cose sicuramente noi potremo. Volevo dire una cosa, velocissima? Quando ci si sposa si fa quella specie di incontri prematrimoniali molto veloci eccetera eccetera. Consiglierei che in quei momenti là di associare anche ai vari incontri il medico, il psicologo, per cercare di far sì che nel concetto, nel concetto di coppia che si sta formando ci sia anche la possibilità di capirsi. So che adesso molti li mettono anche dentro. Le dinamiche mentali. Benissimo, grazie del vostro intervento, grazie a voi telespettatori come sempre di aver partecipato, sono sempre importantissimi anche i vostri punti di vista e le vostre osservazioni e le vostre storie, e naturalmente vi terremo aggiornati se la figura del psicologo di base entrerà in essere con frequenza negli studi, negli ambulatori che voi normalmente frequentate, oppure se resterà soltanto una sperimentazione non sperimentata. Speriamo bene, insomma. Grazie ancora, noi ci vediamo come sempre domani.